Per tanti cittadini animati dalla volontà di rimediare all'inciviltà di altri cittadini, quella di oggi è stata una domenica ecologica. Si sono mobilitati a Casarsa, Valvasone Arzene e San Martino al Tagliamento. Ce ne parla Natascia Gargano. Quando passano con le macchine gettano fuori dei finestrini e la gente è sempre meno educata. Plastica, lattine, persino ombrelli, raccolgono di tutto i volontari e le volontarie lungo i fossi, in mezzo ai campi, per le strade del paese, impegnati già dalla mattina a raccogliere rifiuti abbandonati in occasione della giornata ecologica promossa dall'assessorato all'ambiente del comune di Casarsa della Delizia con le associazioni locali. Oggi è anche una bella giornata, ci siamo trovati tra associazioni, che è anche bello tenere pulito il territorio, poi tra amici si può anche ridere, dire due battute, scherzare e teniamo anche pulito. Abbiamo incrociato tantissime altre persone, passanti in bici, in macchina, chi a piedi e tutti ci hanno fatto il pollicione. Domenica ecologica intercomunale anche tra Valvasone Arzene e San Martino al Tagliamento, protagonisti i più piccoli. Dobbiamo pensare al nostro paese, a tenerlo bene e quindi si parte già dai bambini più piccoli, insegnare questa cosa così importante. A livello comunale questa è un'iniziativa che è partita molti anni fa, e ha riportato un riscontro veramente positivo. Abbiamo trovato tante cose piccole, ma anche un vasetto intero di vetro e delle cartacee. Ti piace dare una mano per tenere pulito il paese? Sì, e questa è anche una gara fra due gruppi. Quindi chi raccoglie più immondizia? Sì. Com'è andata? Hai raccolto abbastanza per il momento? Sì, siamo a un sacco mezzo pieno.